Politica e istituzioni, con le donne e per le donne? Sigla. Buongiorno e bentornati e bentornate a Pari o Dispari. Oggi con noi Valeria Mantovan, membro della Giunta regionale del Veneto, con delega a istruzione, formazione, pari opportunità e politiche culturali. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Partiamo come sempre dal punto con Gaia Zuccolotto. In Veneto il tema delle pari opportunità passa sempre più dalle politiche pubbliche, dai servizi e dalla presenza femminile nei luoghi decisionali. Negli ultimi anni la Regione ha costruito una strategia che punta a sostenere sia le imprese sia le lavoratrici. Tra le iniziative più recenti c'è il programma 50-50 Donne e Uomini verso un futuro alla pari, finanziato con 10 milioni di euro attraverso il Fondo Sociale Europeo, come previsto dalla Regione Veneto. Il contesto però mostra come il divario resti significativo. Nel 2024 il tasso di occupazione femminile in Veneto si attestava attorno al 62,3% contro il 78% degli uomini, secondo i dati della Regione Veneto. Ma è soprattutto sul fronte della rappresentanza che emergono le differenze più evidenti. Nonostante i progressi, le donne continuano a essere meno presenti nei luoghi decisionali. Nel nuovo Consiglio regionale del Veneto, la presenza femminile si attesta attorno al 37%, secondo le stime diffuse dal Consiglio regionale dopo le elezioni del 2025. Un dato in crescita, ma ancora lontano da una reale parità. Una distanza che si riflette anche nei percorsi che portano ai ruoli di responsabilità. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, le donne scelgono le discipline scientifiche meno frequentemente degli uomini. Tra i 20 e i 29 anni si contano 14 laureate STEM ogni 1000 donne, contro 21 ogni 1000 tra gli uomini. Per intervenire su questo fronte, la Regione ha attivato programmi dedicati alle nuove generazioni, come il Bando Pari, che ha già coinvolto università e territorio con oltre 1000 interventi, secondo quanto comunicato dalla Regione Veneto. Resta poi il tema della conciliazione tra vita e lavoro, che incide direttamente sulla partecipazione femminile. La disponibilità dei servizi per l'infanzia, infatti, è uno dei fattori che permette alle donne di lavorare e di farlo con maggiore continuità. Nel 2024 in Veneto sono stati finanziati 802 servizi educativi per la prima infanzia, per un totale di oltre 25.000 posti disponibili, pari a circa un bambino su 4 tra gli 0 e i 2 anni, secondo la Regione Veneto. Un quadro che mostra come la sfida delle pari opportunità non riguardi solo l'accesso al lavoro, ma anche la possibilità concreta di partecipare ai processi decisionali e di essere rappresentate nei luoghi in cui si definiscono le politiche. Ne abbiamo parlato tante volte, esiste uno squilibrio in Veneto sulle pari opportunità tra uomo e donna oppure siamo una realtà virtuosa? Diciamo che il Veneto, pur essendo una realtà virtuosa per il tasso di occupazione generale femminile, che risulta essere maggiore rispetto a quel dato nazionale, è comunque una regione che ha ancora bisogno di lavorare molto sull'inclusione della donna nel mercato del lavoro, ma non solo nell'accesso a questo, anche nel mantenimento in questa realtà. Sappiamo che oggi non c'è solo un problema di accesso al mercato del lavoro, ma c'è proprio un problema appunto dato dalla stabilità del contratto di lavoro. Ancora oggi le donne, tante donne rispetto all'uomo, anche in Regione Veneto, hanno un contratto di lavoro precario dettato anche magari dalle particolari condizioni personali. Penso a una donna magari che ha una famiglia, che ha messo al mondo dei figli e che quindi ha bisogno di maggiore flessibilità e quindi si generano anche quei fenomeni chiamati solitamente part-time involontari. Ne abbiamo parlato e ne parleremo. I pilastri della Regione come istituzione per sostenere una maggiore transizione quali sono? Dunque, partendo dal fatto che, come dicevo prima, il tasso di occupazione femminile in Veneto è di circa il 61% contro circa un 54% del dato medio nazionale. Partendo da questo dato che è virtuoso, ma ripeto, è ancora, non ai livelli dell'occupazione maschile, abbiamo cercato di sviluppare un'azione che fosse non solo di giuridica e normativa, ma fosse anche di programmazione e operativa. Nel fare questo abbiamo innanzitutto voluto coinvolgere il territorio, e per il territorio vuol dire anche le imprese.
In questo abbiamo investito diverse risorse, a valere anche sul Fondo Sociale Europeo, che è uno strumento straordinario che ci permette di lavorare su questi temi per favorire non solo un'occupazione dal punto di vista del mondo femminile, ma anche il mantenimento di questa, come dicevo prima, deve essere non solo lavoro, ma deve essere lavoro di qualità. E nel fare questo abbiamo sviluppato due bandi, due progetti. Uno era il bando pari, sempre per 10 milioni di euro, e un altro bando, che è stato il proseguo poi di questa iniziativa, è stato il bando 50-50, dove abbiamo voluto coinvolgere anche l'universo maschile. Però magari lo spiegherò successivamente. Lei è la delega all'istruzione, quanto è importante avvicinare le studenti alle materie STEM? Io ritengo sia fondamentale in questo particolare contesto storico, dove il mercato del lavoro cambia velocemente, richiede nuove competenze e punta sulle competenze STEM. Da qui possono nascere dei percorsi professionali che daranno soddisfazione anche dal punto di vista non solo della realizzazione personale, ma anche dal punto di vista retributivo. Abbiamo visto che nonostante le donne si laureino con maggiore facilità rispetto agli uomini, o si diplomino anche in questo senso, c'è ancora una difficoltà a recepire le competenze STEM come qualcosa che possa essere affrontato dall'universo femminile. Ecco perché anche nel bando pari che prima citavo abbiamo voluto investire non solo nell'orientamento verso queste discipline, ma anche proprio nel farle conoscere in maniera più specifica. E devo dire che i risultati sono stati molto soddisfacenti, infatti siamo riusciti ad arrivare a 25.000 persone con la prima iniziativa legata al pari, e siamo riusciti ad arrivare ad un numero uguale anche poi con la seconda iniziativa, con il bando 50-50. Uno di questi obiettivi era proprio riuscire a comunicare che le discipline STEM non sono un qualcosa che appartengono solo all'uomo. Ecco, ne parleremo, dopo ci torneremo per la testimonianza che le proporrò. Però prima cambiamo un attimo tema o comunque punto di vista. Ecco, lei è una donna giovane in un ruolo di grande responsabilità. Ecco, le chiedo qual è stato l'ostacolo più grande che lei ha incontrato nell'affermarsi in questa realtà. Diciamo che secondo me ci sono ancora due pregiudizi molto forti che impattano sia nel mondo delle istituzioni ma anche nel mondo proprio lavorativo, ed è il primo, il classico, quello legato all'essere donna, l'altro invece è quello legato all'età. Ci sono molti pregiudizi legati ai giovani, e sommando il fatto di essere donna e giovane non è stato, esatto, non è stato impossibile, ma non è stato semplicissimo. Diciamo che abbiamo semplicemente, io personalmente ho dovuto dimostrare il doppio rispetto a quello che magari un collega uomo poteva fare sprecando la metà di se stesso. Però devo dire che nonostante tutto io ho sempre trovato una grande apertura, cioè nel senso che fortunatamente poi le persone tendevano a giudicarmi per il mio operato, per il mio modo, di essere, per le mie competenze, però ripeto che al momento io il pregiudizio più pesante che ho dovuto veramente lottare, che ho dovuto contrastare, è stato quello legato alla giovane età. E dopo torneremo anche sul discorso dell'età, però intanto le chiedo se secondo lei esiste un modo femminile di fare politica e di esercitare la leadership, o se su questo invece non esiste una disparità di genere. No, esiste un modo per esercitare la leadership che è del tutto femminile, perché ritengo, senza timore di smentita, che noi donne abbiamo una maggiore sensibilità rispetto a certi temi, rispetto a certe situazioni, e questa sensibilità, che a volte può essere sottovalutata o vista come una debolezza, è in realtà qualcosa che trasmette una potenza di fuoco che, sebbene incanalata, può dare dei risultati incredibili e sorprendenti. E penso anche che noi siamo anche forse meno superficiali sulle cose. Nel mio staff, ad esempio, ho solo voluto donne, o tutte donne, perché siamo, si può dire, lo dico, poi mi farete il beep, siamo rompiscatole su certe cose, ma è perché abbiamo quel senso della profondità che è necessario cambiare questo mondo.
Ecco, e quindi a una giovane veneta di 20 anni che volesse approcciarsi in questa realtà istituzionale, politica, che consiglio darebbe? Beh, innanzitutto di crederci, perché spesso diciamo che non è la prima chiave quella che apre la porta giusta. Per cui se una persona è convinta di voler fare un percorso, è già a metà strada di questo. E gli ostacoli ci sono, saranno tantissimi, ma gli ostacoli ci sono sia per l'uomo che per la donna. L'importante è essere determinati. Io per tanti versi sono un po' diciamo, rappresento un po' gli stereotipi, nel senso, sì, dicevamo giovane, donna, ma pure italo-egiziana, quindi tra l'altro anche con origini straniere. Ma questo non mi ha impedito di arrivare oggi dove sono, perché ci ho creduto, perché ho avuto anche la fortuna di avere persone vicino a me che ci hanno creduto. E a una giovane veneta che decide di fare politica consiglio di iniziare a farla quanto prima, perché la politica è una palestra di vita eccezionale e ti farà rendere conto in poco tempo chi sono le persone, gli amici, le persone che ti vogliono bene, che credono in te, da quelle che invece non ci hanno mai creduto e mai crederanno in te. Quindi io ringrazio tutti i giorni la politica, perché in questo percorso ho scremato delle persone che per me sono state positive, nel senso che mi hanno anche aiutato a raggiungere questo obiettivo in maniera, diciamo, dal punto di vista morale, da quelle che invece si sono rivelate essere una perdita di tempo, ma queste lo sono sia nella vita che nel lavoro che in qualsiasi altro contesto. Certo. Lei in parte ha già risposto alla testimonianza che le sto per leggere, ma poi sicuramente possiamo approfondire questo aspetto. Noi abbiamo appunto lo spazio dedicato alle testimonianze, le abbiamo chiamate storie di ordinaria disparità, sperando che il dis tra parentesi scompaia prima possibile e speriamo di contribuire in questo. Potete scriverci a pariodispari@ultimaoralive.it o via WhatsApp al numero 388 627 3431. Le leggo la testimonianza che è proprio sulle materie STEM, di cui mi sono resa conto che non abbiamo spiegato cosa sono, adesso magari con l'occasione Certo. lo spieghiamo. Mia figlia deve scegliere la scuola superiore, le piacciono la matematica, la tecnologia, le materie scientifiche, insomma tutto quello che appunto porta verso un percorso STEM. Lei è curiosa, motivata e quando ne parla le brillano gli occhi. Il problema sono io. Ho paura che entrando in un ambiente dove i maschi sono la maggioranza debba faticare il doppio per farsi rispettare. Ho paura che si senta fuori posto, che qualcuno la faccia sentire meno adatta e questo mi blocca. Non voglio tarparle le ali, ma allo stesso tempo temo di spingerla verso un percorso più difficile solo perché è una ragazza e mi sento in colpa anche solo a pensarla così. Scrivo perché magari altre mamme ci sono passate. A volte basta sapere di non essere le uniche per respirare un po' meglio. Ecco, ha già un po' risposto, ci vuole il coraggio di provare. Ci vuole il coraggio di provare, ma soprattutto consiglio alla mamma di non sottovalutare la figlia, anche perché i limiti non sono quelli che gli altri ci impongono o ci danno, i limiti ce li diamo noi stessi se magari eventualmente ravvisiamo di averne. E quindi io consiglio alla mamma assolutamente di diciamo, sostenere la figlia magari in questa scelta, che non sarà facile, perché oggi stiamo lavorando proprio sull'inserimento delle figure femminili nelle competenze STEM, ma che superato, diciamo, se sarà in grado, e mi auguro sarà così, se sarà superato questo percorso sarà, come dicevo prima, una palestra di vita, perché sappiamo che l'ambiente forma e le situazioni difficili creano persone forti. Quindi io mi sento di assolutamente abbracciare la mamma e dirle di stare tranquilla, anzi di accompagnare la figlia in questo percorso formativo che darà anche dal punto di vista professionale grandi soddisfazioni, perché oggi c'è bisogno quanto mai di questo tipo di competenze pratiche e non solo. Perciò mi sento di dire alla mamma in bocca al lupo. In bocca al lupo e anche alla figlia soprattutto. Assolutamente. Ecco, abbiamo parlato prima di rappresentanza, appunto abbiamo invitato le giovani a fare politica. Nelle istituzioni, pensiamo, l'abbiamo detto nella primissima puntata anche di Pari o Dispari, non c'è una parità numerica, 30-35% in Consiglio regionale Veneto ad esempio. È un problema di porte chiuse o di una rivoluzione che sta partendo e dovrà finire? È un problema culturale che che parte però dalle donne. Le donne si interessano poco di politica, si interessano poco della vita politica del proprio paese e io è una cosa che dico da donna, perché io spesso mi confronto con coetanee
io ho 35 anni, con persone anche più giovani, ma anche più vecchie, e denoto che l'uomo è molto più affamato di vivere la vita politica del paese, di raccontare che cosa è successo, hai visto al telegiornale è successo questo, è molto più informato. La donna ancora oggi fatica a vedersi in quei panni, per cui è un po' un ambiente, un contesto che non vive. Quindi la rivoluzione deve partire da noi prima di tutto, perché comunque ormai, voglio dire, viviamo in democrazia e se le persone ti danno fiducia e vieni eletto alla pari di un tuo collega uomo, ma devi anche tu dimostrare di meritare fiducia, per cui occorre innanzitutto cambiare mentalità. Noi non siamo più quelle che si occupano solo ed esclusivamente del carico familiare, non siamo solo questo. Siamo altro, l'abbiamo dimostrato, possiamo continuare a dimostrarlo e migliorarci in questo. Assolutamente. Tra 5 anni, poco meno, finirà questo mandato da assessore. Cosa le piacerebbe lasciare come eredità rispetto alle pari opportunità? Che traguardo si pone? Beh, diciamo che sarebbe già un traguardo quello di non fare passi indietro in un contesto difficile. Però devo dire che viviamo in un'epoca dove solo nel 2024 abbiamo avuto il primo presidente, il primo ministro donna. Io mi auguro, non dipenderà da me, però mi auguro che magari il prossimo presidente della Repubblica sarà finalmente donna. Quindi gli esempi virtuosi dobbiamo cominciare a dimostrarli dall'alto. Poi magari chissà, anche a livello regionale mi auguro che si faccia più rete tra le varie istituzioni. Oggi non si va da nessuna parte da soli. Oggi occorre fare squadra, occorre fare sinergia, occorre fare sistema. Quindi istituzioni, comunità educanti, associazioni, strumenti di comunicazione per essere anche abbastanza chiari, devono lavorare insieme per lanciare un messaggio positivo anche di, come posso dire, informativo rispetto a quello che è l'universo femminile. Dobbiamo imparare a fare squadra. In questo siamo ancora un pochino deboli. Ultima domanda che pongo a tutti i nostri ospiti, perché le pari opportunità sono un tema che riguarda tutti, non solo le donne? Questa è una bella domanda. Infatti, come dicevo prima, nel nostro bando 50-50 abbiamo voluto coinvolgere gli uomini. Ma il tema è semplice, la risposta è semplice, più di quanto si immagini. La risposta è che oggi ci deve vigere il principio di corresponsabilità. È inutile, lo dico in tutte le occasioni in cui vengo invitata, festeggiare l'8 marzo tra donne. Non ha senso. Noi sappiamo già il valore che abbiamo, qualcuna magari ancora meno, e ci dobbiamo lavorare. Ma noi dobbiamo farlo capire agli uomini che cosa valiamo. Per cui è giusto che anche, diciamo, in questa evoluzione culturale ci sia soprattutto l'universo maschile. Ecco perché le pari opportunità devono rivolgersi paradossalmente più agli uomini che alle donne. Benissimo, prima di lasciarci lancio il consueto contributo di Giulia Mazzariol. Forma Veneto è un'associazione regionale senza scopo di lucro che da oltre 20 anni opera nel campo della formazione professionale, dell'orientamento e della promozione del lavoro in Veneto. Presente in numerosi comuni del territorio con una rete ampia di scuole e centri dedicati, rappresenta un punto di riferimento per migliaia di studenti. Negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata sempre più sul tema delle pari opportunità, con l'obiettivo di superare stereotipi e barriere che ancora oggi influenzano le scelte formative, in particolare delle ragazze. E oggi la sfida della parità di genere non è più una questione solo di diritti, ma di intelligenza economica. Noi stiamo cercando di abbattere i muri dell'orientamento e lo stiamo facendo investendo molto nelle STEM, nelle professioni del futuro. Stiamo implementando attività STEM in tutti i percorsi. I dati ci confermano quello che già sappiamo, che le ragazze in realtà sono più performanti mediamente dei ragazzi in questi percorsi. Il tema è che anche fuori dal mondo della scuola la società deve cambiare perché questo poi sia possibile che dopo la scuola ci sia un proseguo nel lavoro di questo tipo di professioni, sapendo che sono anche le professioni più pagate, che quindi parte del divario retributivo è anche legato al fatto che le donne mediamente, le ragazze, hanno meno posti di lavoro nelle comunicazioni digitali e tecniche.
Forma Veneto promuove l'accesso equilibrato ai percorsi, investendo sulle discipline STEM e sulle professioni del futuro, considerate strategiche sia dal punto di vista occupazionale che economico. Un impegno che punta non solo all'inclusione, ma anche alla valorizzazione dei talenti, indipendentemente dal genere. I percorsi sono costruiti e progettati con le imprese. Noi crediamo molto oggi nel cavalcare la filiera tecnologico-professionale, la recente riforma che è stata fatta dal ministro Valditara e che Regione Veneto si è impegnata a normare anche per la nostra regione entro l'estate. Parte di questa riforma, e stiamo al lavoro su questo, è la revisione dei curricula con in particolare attenzione ai moduli STEM e all'internazionalizzazione. Questo per noi serve anche per attrarre maggiormente la componente femminile rispetto ai nostri percorsi e soprattutto per far comprendere che non ci sono percorsi uomo o donna, ma ci sono solo talenti da accompagnare al compimento. Davvero grazie a Valeria Mantovan, membro della Giunta regionale del Veneto con delega a istruzione, pari opportunità, formazione e politiche culturali. Grazie a voi, è stato un piacere. Davvero anche per noi. Appuntamento a chi ci segue alla prossima puntata. Grazie.